Benvenuta. Grazie. Complimenti a tutte e due. Grazie mille. Grazie. Questo intreccio di voci poi così diverse ma anche che si incontrano, poi a un certo punto è bello. Grazie. Federica, io volevo farti qualche domanda. Ti preoccupo? No, stai tranquillo. Leggo ovunque che tu sei un'autrice, perché dovete sapere che lei nasce come autrice soprattutto, si è nota soprattutto come autrice. Chi è fan della Pausini, per esempio, conosce una canzone che tu hai scritto per Laura, Bellissimo Così, che è insomma stato uno dei suoi successi. Leggo che tu hai dichiarato più volte che tu scrivi ovunque, scrivi dovunque, sugli scontrini, sulla carta igienica, addirittura, quindi le canzoni nascono. Però Cioè non è che le canzoni proprio nascano sulla carta igienica. igienica. Non sarebbe di buon auspicio secondo me. No. Però sì, mi capita di scrivere in continuazione perché un po' sono malata di questa cosa, nel senso che quello che mi colpisce poi io ho bisogno di metterlo giù. Altrimenti mi gira e mi tormenta, devo scriverlo. E cos'è che ti ispira di più? Tutto ciò che tu vedi? Sì, la mia vita vissuta, ma anche quella di rimbalzo che mi arriva dai miei amici, piuttosto che guardare un film alla televisione, leggere un libro, o semplicemente i viaggi come quello di oggi per arrivare in questo posto, fatti in treno, vedere scorrere l'Italia che cambia da un paese all'altro, ti colpiscono. L'Italia del bunga bunga, no? Un po' di meno. Un po' di meno. Senti, il tuo nuovo album si chiama Magari oppure no, è un album che tu hai registrato da cantautrice? Non sono molte le cantautrici in Italia se pensiamo, rispetto a un American in Inghilterra, mi viene in mente Carmen Consoli, viene in mente Mariella Nava, Gianna Nannini, Elisa, però diciamo che rappresentano un po' un'eccezione, mentre gli American in Inghilterra sono una regola se vuoi. Vero. Questo da cosa dipende secondo te? Caspita che bella domanda. Sai che non saprei rispondere. Beh, sicuramente hai citato per esempio quelli americani, hai dei nomi di un altro periodo storico secondo me. E poi l'Italia in questo momento è molto concentrata sul talent show piuttosto che su delle cose, ma forse anche tutto il mondo, su delle cose che hanno una presa più veloce rispetto ad un cantautore che ha il suo tempo per svilupparsi, per dire delle cose che magari fanno fatica ad entrare, sono un po' più lente ma fanno più fatica anche ad uscire poi. Invece questo è un momento di cose veloci, di cose istantanee che ti flashano e poi magari con la stessa velocità se ne vanno. Noi, io e Daniele, scrivendo questo disco abbiamo invece cercato anche nei suoni un po' analogici invece che digitali, è tutto un percorso magari un po' alla vecchia, cioè ci piaceva il fatto di dire delle cose in modo meno semplice. Ecco, amata da Eros Ramazzotti, amata da Gianni Morandi, da Laura Pausini, ma che differenza c'è tra lo scrivere per cantanti così importanti e lo scrivere per se stessi? Nessuna per me, perché quando scrivo sempre per me stessa, perché magari scriviamo sul divano alla fine della giornata e proprio come qualcuno guarda la televisione, noi invece, o qualcuno scrive l'agenda, noi scriviamo una canzone, perciò è veramente uno sfogo di quello che hai vissuto. Capita magari che ti svegli il giorno dopo, riascolti e dici però ma se sai che ieri non c'avevo proprio la vena che mi rappresenta, magari quella canzone invece può rappresentare meglio un altro artista o ancora meglio un altro artista può rendere meglio quella canzone, far rendere meglio quella canzone, perciò in quel caso lì regaliamo questa canzone a qualcun altro che è più giusto nell'intensità, nelle cose che sono dette in quella canzone magari. E tu adesso ci regali invece il tuo pezzo dal tuo nuovo album. Va bene, molto volentieri. Come si intitola? La canzone è quella che dà il titolo al disco e si intitola Magari oppure no. Federica Canna. Ancora un'occasione per sentirti
silenzio, non c'è comunicazione, esco, chiudi a chiave quando te ne vai, magari